Questo racconto unisce miticismo, storia e leggenda, in un'avventura vissuta da due esploratori tra le meraviglie di Baunei. Marina e Manlio, due spiriti affascinati dai misteri millenari della Sardegna, si trovarono a Baunei in una limpida giornata di sole, pronti a esplorare la celebre Gruta e Janas. Adagiata a quasi 600 metri di quota alle pendici dell'imponente bastione calcareo di Montargia, la Grotta delle Fate dominava maestosa la fertile vallata sottostante. Raggiunto l'ingresso della cavità naturale, si trovarono davanti a una piccola apertura nella roccia, protetta dal silenzio millenario della montagna. Il nome stesso, Gruta e Janas, Grotta delle Fate, evocava leggende di donne magiche che tessevano fili invisibili e vegliavano sui sogni. Ma ad attirare l'attenzione della coppia non furono solo le stalatiti. Si inginocchiarono sul pavimento roccioso all'ingresso, dove gli studiosi avevano portato alla luce una complessa e singolare opera d'arte risalente al Neolitico, circa 4000 anni a.C. I due appassionati con delicatezza ripulirono con le mani le incisioni, riscoprendo così una grande conca principale da cui si diramavano esattamente 18 canalette che terminavano in piccole conche chiamate coppelle. Sembra una mappa stellare, sussurrò Marina, passando delicatamente le dita sulle scanalature scavate nella pietra millenni prima. L'archeologa Maria Ausilia Fadda ipotizzava fossero altari per riti propiziatori legati alla fertilità, rispose Manlio, con lo sguardo perso nel gioco di ombre creato dalla luce. Per i due viaggiatori quel luogo non era solo un sito archeologico, era una porta spazio-temporale. Mentre esploravano la parte più interna e buia della grotta, un filo d'aria fredda sembrò quasi rispondere ai loro pensieri. Si immersero nell'energia mistica di una terra che custodiva intatta la memoria dei suoi antichi abitanti. Le pareti rocciose sembravano proteggere il segreto di quelle 18 canalette che, per alcuni, rappresentavano le costellazioni e per altri la mappa dei nuraghi sparsi nella vallata. Dopo aver scattato qualche foto e video per documentare il petroglifo unico nel suo genere, la coppia tornò alla luce del sole. Sulla via del ritorno, incantati dalla vista mozzafiato che spaziava dalle montagne dell'Ogliastra fino al mare, si promisero che quello sarebbe stato l'ennesimo tesoro da custodire, uno dei tanti dei loro viaggi alla scoperta del passato più ancestrale della Sardegna.